Una conferenza stampa oggi di presentazione della festa di San Calogero che quest'anno avrà una sua tipicità. Quale? E un invito sempre più a vivere la fraternità. Bene, la fraternità è vissuta nel momento in cui si prende consapevolezza che abbiamo un'origine comune. Bene, ed è l'origine ed è Dio che è padre e quindi noi che siamo fratelli. Allora, al di là, ecco, della razza, della nazionalità, ecco, dell'essere cittadini, agrigentini o non agrigentini, Agrigento accoglie, Agrigento apre, apre, come si apre il mare, si deve aprire anche, quello è il mare nostrum, ma il nostrum è di tutti, perché Padre nostro è di tutti, non è solo di alcuni. Ecco, se ci spiega un po' come si svolgerà la settimana, le 2 settimane, le domeniche. Sì, ma molto semplicemente, intanto capite che si tratta di una festa religiosa, intanto, no? E quindi significa che mettiamo in evidenza, no? L'invito, ecco, a seguire l'esempio di San Calogero nel seguire il Signore. Lui è uno, quest'anno lo metteremo in evidenza, è uno che porta sulle spalle, no? E quindi condivide il peso, la responsabilità, la dignità di ogni uomo e apprezza la dignità di ogni uomo. E quindi lui è venuto qui non per guadagnare, ma è venuto qui per dare, perché lui è ricco, dicevamo ieri sera con i bambini, lui è ricco, la sua ricchezza non è tanto materiale, no? È la ricchezza del cuore, una ricchezza dell'amore, quindi lui è venuto qui a dare testimonianza, ecco, dell'amore del Signore e quindi a far conoscere il Vangelo. E quando si conosce Gesù e si è ricchi. Se prende le ricchezze materiali, sa, ci chiudono, perché ognuno, chi ha vuole avere sempre di più. San Calogero ci insegna che chi ha deve dare invece, no? E non c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Sull'angelo del pane, cosa mi può dire? Sull'angelo del pane io dico, non so se San Calogero come è nato, no? E credo che ci guardi dal cielo, no? Lui il pane lo accoglieva, lo dava, ma non serviva tanto a lui, lo serviva ai poveri. Io ho avuto un'esperienza lo scorso anno, anzi quest'anno, proprio nel 2018, ho benedetto le nozze di 2 giovani sposi, Favara, no? I quali, secondo me, hanno girato il mondo, no? Hanno chiesto ai loro invitati di non buttare il riso, perché dice il riso si mangia, non si butta. Perché noi abbiamo girato il mondo, abbiamo visto che gente mangia solo riso. E poi allora hanno dato ai petali di rose, hanno distribuito agli invitati, dice buttate petali di rose, no? E ci fa piacere, ma non buttateci il riso. Il pane, adesso capite bene, no? Non è tanto un voler dire no, apprezziamo il dono del Signore. Ci sono dei panifici in questo momento e mi hanno chiesto che una persona può andare nel panificio, chiedere un taglioncino, comprare 10 kg di pane, un buono, no? Ecco. E poi questo buono lo dà a chi vuole, o a privati, a una associazione. E ho detto, io sarò il primo io a venire a comprare questi buoni per donarli agli altri.